Il Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano prossimo ad una tournée in Slovenia. Ascoltiamo gli attori Giuseppe Gramaglia e poi Maria Grazia Castellana al microfono di Angelo Roppo. Il Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano prossimo ad una tournée in Slovenia. L'attore Giuseppe Gramaglia. Sì, mercoledì partiremo per questa nuova esperienza del Pirandello Stable Festival e saremo in Slovenia, particolarmente a Isola Capodistria, dove ci aspetteranno per rappresentare un recital con diversi brani del nostro conterraneo Pirandello, tra cui 6 personaggi in cerca d'autore e anche la sagra del Signore della Nave con un pezzo intitolato Il marinaio salvato. Questa è per me la prima esperienza, mentre altri colleghi attori l'hanno già fatta in diverse tappe in Europa. Io sono particolarmente felice perché per me questa è la prima volta ed è una sfida ulteriore nel mio prosieguo artistico che faccio ben volentieri e spero che si abbia un sicuro successo, perché altre volte è stata sperimentata questa formula col Pirandello Stable Festival in varie parti d'Europa. L'attrice Maria Grazia Castellana. Sì, il prossimo 10 novembre il Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano sarà protagonista di una nuova esperienza teatrale internazionale, a livello dunque internazionale. Saremo in particolare in Slovenia, a Capodistria, nel centro di Izola. Personalmente, nel contesto di questa nuova esperienza teatrale internazionale, dove proporremo uno spettacolo originalissimo dal titolo La figliastra Mommina e il marinaio salvato, che è uno spettacolo legato alla cosiddetta terza fase di Luigi Pirandello, legata ai 6 personaggi in cerca d'autore, di cui, come sappiamo, quest'anno ricorre il centenario dell'opera. Ecco, si tratta di uno spettacolo che vedrà sulla scena un format particolare tra recitazioni e presentazioni in video a livello nazionale ed internazionale, video internazionali in italiano e in inglese, e momenti di recitazione da Luigi Pirandello con diversi monologhi. Innanzitutto, personalmente, per quanto mi riguarda, interpreterò 3 monologhi fondamentali di Luigi Pirandello, tra cui La figliastra, un personaggio emblematico, fondamentale dei 6 personaggi in cerca d'autore, e poi ancora 2 personaggi femminili da Maria Grazia, protagonista dell'altro figlio, ed Ersilia Drei, protagonista di Vestire gli ignudi. Saranno con me dunque il professore Gaziano, il nostro direttore artistico, e gli attori Giuseppe Gramaglia, Berta Ceglie, Salvatore Curabba, e poi per la parte musicale i folk singer Antonio Zarcone e Gioacchino Marrella e il gruppo folcloristico di Riccardo Cacicia, con Riccardo Cacicia, Letizia Sferrazza e Luca Cacicia.